Bentornati al nuovo aggiornamento con le previsioni meteo. Nel corso di questi giorni abbiamo vissuto un clima estivo fino alla giornata di mercoledì, temperature massime tra i 32 e i 33 gradi in Val Padana. Correnti umide e instabili però da ovest si avvicinano verso l'Italia, portando un aumento dell'instabilità a partire dalle zone alpine e prealpine e sulle alte pianure nella giornata di mercoledì e poi anche giovedì, soprattutto sulla Val Padana centro-orientale, con temporali sparsi che potrebbero continuare a interessare anche le zone centro-occidentali del nord Italia e le Alpi e le Prealpi venerdì e poi anche nella giornata di sabato, con temperature leggermente sopra la media, velature estese che continueranno a interessare molte zone dell'Italia, con temporali più probabili anche di forte intensità sulle zone pedemontane e sulle Prealpi. Notiamo dalla grafica come invece il caldo rimarrà sempre intenso, stabile al centro-sud, sempre con temporali e locali fenomeni in corso dei prossimi giorni sulle Prealpi, sulle pedemontane e localmente sulle medio-alte pianure del nord Italia, mentre l'approfondimento di una forte depressione sulla Spagna porterà dei forti temporali, piogge intense e occasionalmente qualche flusso fresco potrà raggiungere anche il nord Italia a partire da metà del mese. Caldo che continuerà invece a interessare le zone del centro-sud Italia, dove il tempo sarà stabile, le temperature saranno anche qui sempre sopra la media, caldo che diverrà un po' più apprezzabile sul nord Italia a causa della nuvolosità sempre più presente, con temperature tra i 27 e i 29 gradi. Martedì giornata contraddistinta da tante nubi ma con fenomeni relegati solo sulle Alpi, mercoledì più instabile anche sulle Prealpi e le pedemontane entro la serata, giovedì forse la più instabile anche sulle zone pianeggianti, dove entro sera avremo dei fenomeni sulle medio-alte pianure di Piemonte e Lombardia, venerdì fenomeni relegati soprattutto sui monti, poi da sabato potrebbe avvicinarsi un fronte da sud-ovest carico di piogge, soprattutto sull'Emilia Romagna e i settori della bassa Val Padana. Tra il 17 e il 18 di settembre continuerà ad affluire aria più fresca e umida dai quadranti sud-occidentali che potrebbero scaturire altri fenomeni, ma contesto climatico che continuerà a rimanere in media o leggermente sopra quel periodo. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.